Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con le informazioni di prealpina.it. Apriamo con la situazione dei contagi da coronavirus. Ancora una giornata con dati altalenanti in Lombardia. È stato processato un numero molto alto di tamponi pari a 28.462 con 2.952 positivi accertati, dunque con un'incidenza del 10,37% in lieve calo rispetto ai giorni scorsi. Scendono di 4 unità i ricoveri in terapia intensiva, ma per il secondo giorno consecutivo salgono quelli in altri reparti con 80 ricoveri. Per quanto riguarda la provincia di Varese, dopo essere stata la prima in Lombardia nella giornata di ieri, oggi è scesa al 9° posto con appena 95 contagi, dietro ad esempio a Milano a 727 e a Brescia a 681. Per quanto riguarda poi i vaccini, a oggi in Lombardia sono state somministrate 17.710 dosi, ossia il 22% delle 80.000 ricevute. Dopo le iniziali lentezze, dunque, oggi si procede a circa 6.000 vaccinazioni al giorno e ulteriori dettagli saranno disponibili sul giornale di domani. Passiamo adesso alla cronaca. Ieri a Busto Arsizio gli inquirenti hanno compiuto un sopralluogo in vicolo Landriani, dove il 13 dicembre scorso è stato rinvenuto il cadavere di una donna ucraina. La Polizia Scientifica di Milano con la squadra mobile di Varese e i colleghi del commissariato di Busto hanno passato al setaccio il container abbandonato alla ricerca di tracce biologiche che possano essere utili alle indagini. E tutti i dettagli sono già disponibili sul nostro sito. Su prealpina.it trova ampio spazio anche la vicenda avvenuta a Gorla Maggiore ieri mattina in piazza Martire della Libertà. Una coppia di ex fidanzati è venuta alle mani. Una donna di 30 anni ha preso a schiaffi un 24enne, il quale è reagito e l'ha spinta a terra. Alcuni passanti hanno chiamato subito il 112 e sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Gorla Minore che hanno riportato la calma e raccolto le diverse versioni dei fatti per ricostruire con precisione l'accaduto. Spostiamoci a Varese. Oggi, nel giorno dell'Epifania, si è rinnovata la tradizione della Befana dei Vigili del Fuoco in visita al reparto di pediatria dell'ospedale del Ponte. Vediamo il servizio realizzato dal collega Massimo Rovati con immagini di Angelo Puricelli di Agenzia Blitz. Dobbiamo darla vinta al Covid. Con queste parole, il Vigile del Fuoco Fortunato Denti ha confermato al Ponte del Sorriso che anche quest'anno la Befana sarebbe arrivata fin su al 5° piano dell'ospedale del Ponte. La simpatica vecchina, a causa dell'età, non ce la fa proprio a salire tutte quelle scale per raggiungere la pediatria e la scopa non ci sta negli ascensori. Da anni i Vigili del Fuoco corrono in suo aiuto e con l'autoscala la conducono dai bambini ricoverati. Una tradizione che non avrebbe potuto saltare neanche in questo periodo. Oggi la Befana, impersonata dal vigile Roberto Merengoni, come sempre, non ha potuto entrare, troppo pericoloso dopo aver girato tutta la notte in lungo e in largo per il mondo. Ha potuto affacciarsi alla finestra e i bambini disposti a divisa distanza a turni di 3 hanno potuto incontrarla e salutarla. Tanta sorpresa nei loro occhi e tanta gioia nel constatare che la Befana non si era scordata di loro e ce l'aveva fatta ad arrivare. È stato un momento di vera emozione, con i bambini così entusiasti che le loro voci hanno riempito tutto il reparto di allegria, un vociare spensierato che ha fatto dimenticare per un po' il Covid. La distribuzione dei tradizionali calze e dei dolci, dopo il del Ponte, è proseguita anche al pronto soccorso pediatrico e alla pediatria di Cittiglio. Passiamo allo sport. Nel campionato di calcio di Serie D il Città di Varese ha perso in casa 2-1 contro l'Arconatese, una sconfitta grave perché contro la diretta concorrente. Dopo un primo tempo equilibrato, all'8° del secondo tempo un'ingenuità in area consegna un calcio di rigore, poi trasformato alla formazione ospite. 5 minuti dopo arriva il pareggio di Varese con Lillo. Ma al 27° un errore in difesa regala all'Arconatese il gol della vittoria. Per quanto riguarda poi le altre squadre, balzo in avanti della Caronnese che vince 2-1 contro il Casale, grazie a una doppietta di Banfi, e vittoria pure per la Castellanzese a Borgosesia 2-1 con gol di Mecca e di Colombo. Chiudiamo con il basket, ancora alle prese con l'emergenza Covid, confermati i 12 positivi nell'Open Job Metis e per questo motivo la Lega Basket ha rinviato anche la gara contro Brindisi fissata per domenica 10 gennaio. Ulteriori dettagli su questo argomento saranno disponibili sul giornale di domani, disponibile sia in edicola sia sui supporti digitali. Questa è l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre domani alle 13, una buona serata.